Secondi terribili di violenza gratuita, tutto in una strada di quartiere all'Arcella a Padova, davanti a una scuola media. Sono passati pochi minuti dalla fine delle lezioni. Un gruppetto di tredicenni discute. Una lite banale che si trasforma in un attimo in un pestaggio. Con un pugno già a terra e dietro emoticon, si legge nel video girato in varie chat, anche in quelle di un gruppo di genitori. La tredicenne viene prima colpita con uno schiaffo in volto dalla ragazza con cui sta discutendo, interviene poi quella che ha tutta l'aria di essere un secondino e finisce il lavoro. Le tira i capelli, la fa alzare per poi sferrarle un pugno alla testa, la fa cadere e mentre la capetta balzella attende il momento giusto per colpirla ancora una volta alla testa con un calcio. A fermare il pestaggio è la prima ragazza, forse impaurita per l'arrivo di qualcuno in bicicletta. Sotto shock, la vittima delle bulle è stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso di Padova, dove le è stato riscontrato un trauma cranico guaribile in 5 giorni. Sempre con i genitori, la tredicenne oggi si è presentata dai carabinieri di Padova, dove ha sporto denuncia. Le indagini sono partite, le due giovanissime coinvolte e la terza che stava filmando, a tutti gli effetti loro complice, hanno le ore contate. Scene orribili, incivili, a cui mai si pensava di assistere a Padova, e invece le cronache ricordano come a novembre scorso una scena simile sia stata immortalata in via Dietro Duomo, con le responsabili di una vera e propria aggressione ai danni di una coetanea, 2 sedicenni della cosiddetta Padova Bene, identificate e poi denunciate dalla polizia.